Siamo limitrofi a Bologna, esattamente nella zona collinare di Bologna, Sasso Marconi. Per vivere questa zona si deve entrare all'interno della locanda Cinque Cerri. Io sono con Alessandra Montanari. Il progetto nasce nel 2001 appunto da un'idea di accoglienza un pochino diversa. Quindi un'accoglienza a livello familiare, un'accoglienza che faccia sentire bene le persone. E nel corso degli anni abbiamo sviluppato anche, il progetto è stato sviluppato, quindi è nato il ristorante nel 2004 nella vecchia stalla e delle nuove stanze nel vecchio fienile. Quindi ad oggi abbiamo 10 stanze per la ricettività e il ristorante. Nella vecchia struttura, nella casa padronale, è stato rispettato moltissimo il recupero e la ricreazione di ambienti comunque con i materiali naturali dell'epoca della casa, quindi rovere per quanto riguarda i pavimenti naturale, per gli esterni un cotto fatto qui da noi e non un cotto toscano. Per la parte, lo stesso criterio è stato comunque utilizzato anche per il ristorante e il fienile. L'unica cosa che diversifica le due strutture a livello di camere è che nella struttura padronale le camere sono una diversa dall'altra, mentre nella struttura nuova sono un pochino più moderne e quindi più simili come arredi. L'azienda si compone di due poderi, questo di Sasso Marconi e un podere a Ferrara dove viene fatto solo estensivo e una parte del nostro orto. Qui invece ai Cinque Cerri abbiamo l'orto che ci permette di usare le nostre verdure per i nostri piatti e la frutta, frutti antichi, meli antichi, albicocchi antichi e un impianto intensivo di more blackthorn, produciamo circa 7 quintali l'anno di more. E in più stiamo cercando di recuperare e mantenere tutto quello che sono i 17 ettari dell'azienda, quindi con pulizia dei boschi per permettere poi dei percorsi anche agli ospiti di un certo tipo e con la possibilità di vedere animali selvatici, a poter ammirare le orchidee selvatiche, perché non trattando niente da più di 10 anni si sono ricreato una fauna e una flora selvatiche e autoctone. Le caratteristiche dell'enogastronomia della locanda Cinque Cerri. Quello che cerchiamo di fare è mantenere, siamo nel territorio dei Colli Bolognesi, quindi mantenere certamente dei piatti che appartengono alla nostra tradizione, con una idea un po' innovativa legata soprattutto al tipo di cotture che noi usiamo, quindi moltissime cotture a bassa temperatura, moltissime cotture sottovuoto, il che significa cotture senza grassi sostanzialmente, che quindi riescono ad esaltare il sapore degli alimenti. Abbiamo una carta sulla quale si trovano i piatti della tradizione e settimanalmente abbiamo dei piatti gourmet che giocano di più sulle stagionalità e magari su abbinamenti e accostamenti un pochino più particolari. Se lo dovessi chiedere, venite all'interno di locanda Cinque Cerri, perché? Perché si sta bene. www.locandacinquecerri.com